Stamane convocato un question time, quali temi all'ordine del giorno? Guarda, abbiamo trattato prima di tutto le licenze taxi ed NCC. Ho chiesto all'amministrazione come mai ancora non predispone i dovuti regolamenti. I regolamenti sono arrivati in aula su mia proposta, però siccome quello dei taxi è stato bocciato e ora l'ho riproposto, ma quello degli NCC che avevo proposto è stato bocciato ma mai più riproposto da parte dell'amministrazione. Poi abbiamo trattato le lampade votive. Nel 2011 l'amministrazione mi aveva, su mia richiesta, mi aveva dato dei numeri che oggi ha ridato di nuovo l'assessore, cioè quell'amministrazione mi aveva detto che dovevano fare un censimento perché 1452 lampade erano la metà almeno di quelle che invece sono accese, a fronte di 5600 tombe. Mancano 1500 lampade all'appello. Altra interrogazione era per l'illuminazione di Via della Pace, via Solferino, Via Discesa Mirate e Via Michele Caruso Lanza. Attenzione, ad oggi sono interessate queste zone, ma a giorni avremo altri problemi di questo genere. Quanto riguarda i corpi illuminanti, quelli di Enel Sole, come ben sapete l'amministrazione ha concluso un contratto con una società per azione dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze che andrà a riqualificare l'impianto della pubblica illuminazione con lampade a LED, quadri elettrici nuovi e vi è anche la possibilità di andare a mettere i corpi illuminanti in quelle vie che sono sprovviste. Oggi l'amministrazione, quindi l'assessorato che dirigo, sta valutando la possibilità di andare ad riscattare questi 2800 corpi illuminanti dell'Enel Sole. Il prezzo richiesto è di 1 milione di euro, noi non l'abbiamo ritenuto congruo e comunque stiamo sottoponendo al Consiglio Comunale una proposta di delibera per il riscatto di questi corpi illuminanti.